L'eccitazione fra i ragazzi è ancora palpabile. I ragazzi delle scuole medie Coletti di San Liberale viaggiano a 1 metro da terra. Eccoli nell'incontro di ieri col neopresidente del Consiglio Matteo Renzi, in quella che è stata la sua prima uscita da capo del governo, nella prima tappa di un lungo tour che lo condurrà nelle scuole di tutta Italia. Treviso oggi ha un filo diretto con Palazzo Chigi, a partire da quella casella di posta elettronica attivata durante questo incontro e già bersagliata da tantissimi messaggi. È da ieri che scrivono lettere in coro, cose da stadio. Nel loro immaginario resterà un giorno memorabile, questo per tutta la vita. Del resto, nella storia della Repubblica Italiana non mi pare che alcun nuovo governo insediato abbia iniziato da una scuola. Si parte dalla scuola dove cresce e prende forma l'Italia di domani. Si parte dalla scuola come indotto economico per l'edilizia, per uscire dalla crisi, come twittava ieri da Treviso. Stamane, di prim'ora già a Palazzo, il cinguettio mattutino, al lavoro sui dossier più urgenti e fra questi quelli aperti proprio ieri su invito anche dei sindaci e degli imprenditori incontrati a Santa Caterina e Palazzo Rinaldi. Giovanni Manildo ha caldeggiato il tema dell'emergenza idrogeologica del nostro territorio, quello dell'edilizia giudiziaria. Io ho avuto chiara l'impressione che i problemi del Veneto sono sotto l'attenzione del governo e penso che si sia aperto un bel dialogo tra il nostro territorio e il governo. Un bilancio positivo, nonostante la mala gestione delle contestazioni che hanno accompagnato la passeggiata del capo del governo verso Palazzo Rinaldi. Col senno di poi uno può dire che le cose possono essere fatte in modo diverso, possono essere migliorate. Io dico che il bilancio alla fine è positivo perché le cose sono andate bene. Certo, magari si poteva evitare con qualche scelta, qualche momento di concitazione.